marcia bella, la banda, come la marcia bella, la banda, come la marcia bella, la banda, come la marcia bella, banda bella. Gli alpini del resto non hanno paura, non si fermano di fronte a niente e a nessuno. Gli alpini sono persone straordinarie, figurarsi se un po' di pioggia, 4 gocce possono fermarli. Ci stiamo preparando per sfilare, sarà una donata straordinaria, una donata in terra alpina per eccellenza a Udine, e la sezione Montegrappa come sempre sarà in grado di fare una grandissima figura con i suoi alpini a ranghi completi. Accoglienza straordinaria secondo le previsioni, del resto Udine è una città aperta, è la casa degli alpini come è stato ribadito più volte in questi giorni, e qua veramente siamo ricevuti da fratelli, siamo ricevuti da compagni d'armi prima, ma anche nel segno della solidarietà, dell'amicizia, della fratellanza e anche e soprattutto, come diceva anche l'Arcivescovo, nel segno della speranza. No, ma noi ogni anno andiamo sempre alla donata nazionale e quest'anno che era Udine città alpina abbiamo ricevuto una grande accoglienza. Qui dove siamo praticamente? Siamo sul territorio dell'ex ospedale militare, che questo pezzo l'ha comprato la casa di riposo La Quiete che è qui dietro, e quando abbiamo suonato il campanello che abbiamo chiesto ci hanno detto subito di sì. Per gli alpini questo è Adro. Siamo venuti qua ancora prima di Natale perché avevamo altri posti e ci ha detto sì, no, ma vediamo, guarda, loro qua subito sì, per gli alpini questo è Adro. Non deluso, il tempo è quello che ha fatto e qui siamo in mezzo, siamo accampati nel miglior modo possibile, con una bella accoglienza, c'era gente, ce n'era gente come c'è. Posso dire una cosa, ne ho fatto tante delle adunate, anzi 42 paesi preciso, è la prima volta che trovo un tempo così. È come fare un campo invernale, perciò non ci sono problemi per noi alpini non ci sono problemi, anzi avete visto, guardi, la gente. Gli alpini non hanno paura, è per voi che se dovete entrare dovete pulirvi le scarpe. Sì, si può dire di sì, che il nostro bel centenario che abbiamo fatto a Fonte insieme con gli alpini di Fonte Alto, adesso il gruppo di Fonte è presente in adunata qua sotto la pioggia, però duri, tenaci, non molliamo perché abbiamo voglia di farci vedere e riconoscere da parte di tutti. A Cavaso del Tomba ha una tradizione di decenni per quanto riguarda la presenza in adunata, e lo facciamo, come si vede, come lo fanno anche altri migliaia di alpini sotto la pioggia, perché non siamo presenti solamente quando le cose sono facili, ma siamo presenti anche quando le cose diventano difficili, e siamo qui insieme io e il mio gruppo numeroso con lo striscione a portare lo striscione nonostante la pioggia. Comunque abbiamo il piacere di sfilare e di testimoniare tutti quei valori che rappresentiamo durante l'anno. Quindi evviva gli alpini e viva l'Italia! Noi siamo il gruppo di Cesione di Valmarino, siamo venuti alla donata di Udine anche sotto la pioggia. Speriamo che fra poco ci lasci sfilare, speriamo nel tempo. Viva gli alpini, grazie a tutti! Abbiamo fatto la naia, la maggior parte degli alpini l'ha fatta qui. Brigata Alpina Giulia e io personalmente battaglione Tolmezzo. Comunque un'accoglienza meravigliosa, peccato che la pioggia non ci ferma ma ci sta rovinando un po' l'evento, però non ci fermiamo. Gli alpini della provincia di Treviso prevalentemente hanno fatto il servizio militare in Friuli e dunque siamo quasi tutti alpini della Giulia, delle Brigate Alpina Giulia, e l'abbiamo dimostrato in vari momenti, specialmente nel terremoto del 76, quando c'è stata questa catastrofe e gli alpini, non solo trevigiani ma di tutta Italia, si sono riversati in massa in Friuli per aiutare. È stata una bella avventura, purtroppo il tempo ha rovinato un po' le cose. Noi eravamo ospiti di un gruppo di Martignaco, ci hanno ospitato là, abbiamo montato il capannone come al solito, bistecche, bracciole, affettati, e poi è arrivato un gruppo di Laghetti, nostro amico, e lui ha portato lo speck e vini vari del Trentino, della zona di Bolzano, e abbiamo passato la serata ieri sera, visto che pioveva, l'abbiamo passata sotto il nostro tendone
e poi verso mezzanotte ci siamo coricati perché oggi la giornata era un po' impegnativa, tempo brutto. Ma si può dire che è stato, a parte il tempo che non è stato tanto clemente, comunque è stata una giornata bellissima. Siamo andati in giro per le strade di Udine, molto affollate, anche ieri sera era molto partecipata e quindi una bella adunata come sempre, come siamo noi alpini a farla, grazie anche a tutti i cittadini di Udine. Beh, diciamo che la nostra zona è fatta per gli alpini, di conseguenza non possiamo mancare a nessuna adunata, che sia col sole, che sia con la pioggia, noi siamo sempre sul campo. Beh, l'azione più importante è in ogni caso il volontariato quando ci è offerta l'occasione di aiutare qualcuno. Adesso stiamo organizzando un po' anche qualche festa con i bambini delle scuole elementari e quindi ci rendiamo disponibili quando è possibile ad aiutare gli altri. Una manifestazione e un raduno che l'aspettavamo da tanto tempo, ecco. E poi diciamo è un'aggregazione e quindi tutto il gruppo qui si compatta ed esprime la sua alpinità. Essere a Udine è una cosa meravigliosa, siamo qui presenti in diversi soci perché vogliamo partecipare a questa adunata dove c'è la Giulia, dove sono partiti i nostri soldati per la Russia. Siamo venuti a onorare questa adunata per ricordare veramente i nostri nonni che sono partiti per la Russia. È una cosa molto importante perché quasi tutti i segosinesi ultimi hanno fatto il militare qua in provincia di Udine, in Carnia, Tolmezzo, eccetera. Infatti noi siamo partiti da Segosino, abbiamo fatto il passo della Mauria, siamo andati fino a Tolmezzo, Cima Sapà, siamo andati fino a Tolmezzo per vedere le caserme e ieri siamo arrivati qua. Noi portiamo l'inno degli alpini, che è la prima cosa fondamentale in questa sfilata, e poi le nostre marce. Ecco, vi siete preparati tanto, avete fatto tante prove? Certo, settimanalmente, ma questa è la sfilata a cui teniamo di più perché noi siamo sempre con gli alpini e siamo felici di essere qui, viva gli alpini!